Grazie Presidente. Sarò veloce, quindi tralascio tutta quella parte anche personale che mi ha visto un utente per alcune ore al giorno per 30 anni di quel ponte e che ha avuto un familiare vicinissimo che è passato su quel ponte qualche minuto prima che crollasse. Quindi evito di parlare con il cosiddetto magung in tagua, come diciamo noi a Genova. Vengo ai fatti perché apprezzo la relazione del Ministro, in modo particolare per la parte relativa all'accertamento delle responsabilità che sono più che doverose. Io in questo contesto mi permetto di portare una voce che appare tecnica ma è una delle principali voci che circolano a Genova. Quel ponte, quando fu collaudato nel 1967, fu collaudato prevedendo ai bordi un sistema di protezione che erano gli antichi vecchi guardrail, di peso molto leggero. Successivamente sullo stesso ponte, senza cambiare la struttura, sono stati caricati parecchie centinaia di New Jersey senza modificarne la portata. Quindi quel ponte ha avuto H24 per anni un carico di alcune centinaia di autotreni a pieno carico fissi, cioè il peso del New Jersey. Sembra una cosa tecnica, però non se ne è ancora parlato di questa cosa e sicuramente un ponte che è collaudato per X non trova rispondenza nella realtà attuale. Secondo, opera di manutenzione, un importante piano di manutenzione. Ci mancherebbe, ben venga, anche perché, Ministro, 2 chilometri più in là c'è un altro ponte fatto nella stessa epoca, negli stessi giorni del ponte Morandi, anche di struttura diversa, e fra i due ponti c'è una galleria, e così via via percorrendo tutta la dorsale ligure. Però la manutenzione, in qualche modo, glielo dico per esperienza diretta, sul ponte Morandi c'era o qualcuno faceva finta di farla, perché in alcuni casi, spesso e volentieri, anzi, di notte addirittura veniva chiuso per la manutenzione del ponte. Non ci sono stati giorni in cui su quel ponte, ai bordi del ponte o sotto il ponte, c'era un cantiere per la manutenzione negli ultimi anni. Quindi io mi permetterei di suggerire di andare un po' oltre anche la semplice manutenzione, ma di fare quello che quotidianamente ogni cittadino fa, e cioè il collaudo e le revisioni. Quando noi compriamo un'automobile e dopo 5 anni dobbiamo fare una revisione per motivi di sicurezza, le opere pubbliche dopo quanti anni dovrebbero fare la revisione o il collaudo per garantire lo stesso tipo di sicurezza? Si può provare a ragionare della creazione di un'autority nazionale non per la manutenzione, ma proprio per le revisioni e i collaudi e quindi anche delle certificazioni delle opere pubbliche. Certamente non è una situazione non è una proposta questa che risolve il problema emergenziale. Stamattina io per fare 3 chilometri da Pegli a Sestri per prendere l'aereo ci ho messo 45 minuti e siamo a fine agosto con ancora tante persone che non ci sono. Venerdì scorso per fare 4 chilometri raggiungere la zona industriale di Campi, praticamente paralizzata, una delle principali zone industriali della città, 1 ora e mezza. Un'ultima cosa, lo dico perché la propaganda e le polemiche in questo momento servono a poco, però negli anni dal 90 al 95 io seguivo il Consiglio Comunale di Genova che fu portato ad esprimersi su un progetto con votazione per la creazione di un'opera che allora si chiamava Bretella, oggi viene chiamata Gronda. Ebbene, fu fatto un grosso errore politico dal Consiglio Comunale di Genova in quegli anni, in modo particolare dai predecessori dell'attuale Partito Democratico, bocciando quell'opera peraltro già finanziata e quei denari finirono in un'altra parte del paese. Lo stesso errore, lo dico in modo chiaro e schietto da componente di un gruppo di maggioranza, lo stesso errore è oggi dire no alla Gronda. È un errore come quello. Non perché la Gronda sia alternativa al Ponte Morandi, ma quando nel 1992 le relazioni dei tecnici sulla Bretella dicevano che bisogna fare qualche cosa perché arriverà il giorno in cui il Ponte Morandi non ce la farà più. Arrivo da lì, i primi ragionamenti partono da lì, quindi gli errori probabilmente la politica
Genovese li ha fatti, speriamo che non li riprenda in quest'epoca. E un'ultima cosa, chiudo con questo perché li ho visti in quei giorni, nei giorni scorsi, nelle ore in cui ho avuto modo di constatare personalmente l'importante grande ringraziamento a tutti coloro che hanno anche a loro volta rischiato la vita per cercare di mettere in sicurezza e di trovare ancora qualche persona in vita.